Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore. Su podcast de su progetto Modas. Su tempus de oe, su passadu e su tempus benidore de su canto a tenore, contados dai sos cantadores e dai Bustiano Pilosu. Stefano Frau canta in su tenore Osana de Rosei. Da quando ha cominciato a cantare chi tenia 6 anni, non ha mai lasciato. Ha cantato belle e sempre con cantatore sprumano de issu, cosa che ha permettito di imparare in maniera sa de cantare a s'antica. Con Bustiano va da desa relazione tra sa boghesa intre su tenore e de commente e cantu su sono muttede a secondo de chi es cantanne. Proprio per gusto si deve distinguere sempre sa moda de una idda, ma vinza sa sostraiol de sos differentes tenores. Iscultate Boscommo, sa resonata de Bustiano Pilosu con Stefano Frau. Salute Stefano. Salute, buonasera. Tanto due, ti naras Stefano Frau, canta di su tenore Osana, ma sanato. Sì. Io sempre sto rendendo a sos alunni, già potendo alunno frate tu, mi pare che un anno. Mi pare te chiemo, sì. No, ma siamo sì che vi ritirato. Sì, potete essere Simone Sinariata. Cioè Simone Sinarata è su chi vorresti in scuola. Sì. Che è il suo minore di tutti. Poi a contra e tutto, su chi... Sì. Ehi, la famiglia siamo quasi tutti orgai. Frate mio, su manno che cantai su tenore de sorde Mario, namo su concordo, e ti contra, e poi ha penteso per i carchi di un altro che ha la che te su mantessi. Sì, ponia contra il sicuro. Tutto o chi russo il goi, tu serenzi. E babbo tu? No, babbo è sempre a barrata banda di questo. Non ho mai cantato un ha cominciato frate tu, non è una cosa familiare. No, Bitti Luca che ha cantato, che si può narrare. Io ho cominciato a cantare più o meno quando è stata militare, a fare su militare. E poi, infatti io ho cominciato da pistine do minore, andare fatto a questa gente che cantai, ho cominciato che tenivo 14 anni e ho cominciato che in Francesco Frontello che mi ha dato molto isso si può narrare a essere andato a ascoltare Namo su canto che già mi piace. E tanto a sedare dei 6 anni ho esordito la prima volta in parco, ho esordito in che sei Santuiaco e di cui è spartito. E non ha lasciato mai? No, anzi, cioè mi piace sempre di più, come vabbè siamo un pacco virmos per una questione un po' satira, però... Vabbè, come beste, lasciamo perdere questo certo. periodo che noi siamo il firmato tutto, ma non pezzi su tenore, tutto sa vita culturale pure, no? Se il firmata che avesse questa epidemia, sì, però sì. del suo resto no. No, certo. E quindi nulla, ho potendo la fortuna che quando ho cominciato a cantare in Francesco Frontello, Badia io ero uno dei suoi anziani, dei suoi anziani che cantai, c'è gente manna di me, che in differenza di età è un pacco manna, quindi io sono unico in cui è minoreddo, però namoro. 20 anni in pruso, no? Vorrei spiegare che cosa in pruso. Però questo forse mi ha fatto dare un po' di spirito in pruso di narrare, di cantare, vinsamente la canna non periodo la pata curziare a su canto pare che noi coetaneo o meo che tuttora siamo gallo cantare Paris. Questo fatto di cantare in intro di un tenore di gente prulmanna è davvero una scuola importante, A me mi è servito a butto, ma come per esempio chi Francesco Namos no che più parte del suo tenore nostro, tanto obbligatoriamente si deve attaccorziare un'altra voce e quindi uno di noi questa voce la deve imparare. Io non conosco su tenore più di un altro, però spero che su tenore lo comprendete e però non tenete la volontà o per il coraggio di narrare a chi sta imparando a essere ballati in occhio oppure a martellare tante volte, tante dies sempre la stessa cosa, viene saccando non lo comprende. Se uno poi questa pazienza per non la tenete, tanto sa che non vi impara, sa che non vi imparate. E infine pare di essere una musica in occhio, sa che quindi e sta filendo ad imparato. Sì, perica a borda come andiamo se no che un'aspera una lena e per potrete comprendere che se no
non si è andata denante, questa cosa è difficile, non è facile. Ecco, sa questione è scusta che è nato che ti queria arrivaremo, no? Che cantare a tenore, magari che si accordo paglia tutto facile, no? Che, e noi una volta che abbiamo imparato non spara quasi naturale, no? Però a cantare a tenore è sempre difficile. Sì, perché quando tu hai imparato, cioè che ti hanno imparato in un modo, e sul gruppo tuo poi tutta curva si baccurza ad un'altra persona e canta, poi ti viene a cantare bene, ma se a te è sul tenore potete essere per bene, ma se a te questa cosa non ti piace, te che hai imparato in un modo, non potete andare bene. Non potete. Cambia meta, cambiando una voce differente. Sì, ma cambia da un tenore a satiro. Tu canta, cioè la persona canta, sul tenore canta per la voce. Tu puoi cantare per 2 ore, però questo feeling, come ti prima, del tenore tuo non veste, che si agganza su Hernandez tutto. Questa è una cosa particolare, Ti fai un conto che è capitato a me, no? Beh, sei stato in anni 90 in Bidda, in un momento che vimmo su una techina, tutto parisi, cantando, facciamo companzia e tanto cantiamo parisi. Poi abbiamo deciso di andare a cantare finza in palco e da Ida non si bandai a cantare a fuori, cantiamo in Bidda e abbiamo deciso di fare scusso. Andiamo a un luogo a Satteru e tanto toccava separare chi te piede andare, no? E cantiamo sempre sparis, e cantiamo alla stessa maniera, non sparia tutto la stessa cosa. E vanno scritto qualche cosa, però poi è andato good, non sono andato io, o a tale luogo che gli andare io, a tale altro che gli andare. Insomma, quella questione che nascono quando vada esibizione, che deve separare battono, no? E abbiamo deciso, facciamo 2 tenori e non siamo partiti. In giro di un anno, la stessa gente, potremmo andare, cantiamo in 2 maniere che noi non intendiamo diverso, su calnato 2. Cioè che sì, potremmo cantare vari, però che in giro di un anno, teniamo il 2 maniera, il 2 modo differente, il 2 stili. È stato, cioè, viene a voce quando arriva a cantare in una chiesicherta crociera su canto. È stabile ite voce è ispirata a sa voce come te potremmo narrare di un tenore o di satiro, che le spieghi e cosa cantata. Se li piace di più questa moda, cantata questa moda, oppure a satiro. Però in un tenore già esistente e subentra un'altra voce, tanto la moda tua, se la tieni, cioè, o la cambia o ti la can cambiare, se no non andrà bene. Questo pure è un regione che può durare un'usera in 3, C'è un'aro che sopra questo va pensato meda, no? Che in una ida noi abbiamo la moda per narrare di Orune, la moda di Orgosolo, la moda di Orosei di cantare. Poi però in intro di questa moda va tanta maniera, tanta come narrare moda interna, no? Che è come se ne di 2, alla fine non zune tenete con di stile su e ti cambia questa cosa, no? Ascolta, è come innanzi si tessi di bila seguire. Sì, beh, noi teniamo tutta l'intenzione di continuare, che sul travallo, io penso che sul travallo che è stato attuato, cioè non che in tutti casi imbolato, noi dobbiamo continuare, teniamo un problema che se Dio quer si risolve e andiamo sempre adelante. Sì. No, è importante che poi alla fine siamo bidendo che in Orosei non solo si canta come nos hanno contato altri cantatori che abbiamo regionato oggi, che va da boio, che tanto tenore tutto accudine mancare su matessi luogo quando va una vestichetta, una rebotto, un spuntino su chi este e si canta a Parisi, ma poi bisogna proprio sostenere organizzato, sono i che conforma a un sistema moderno di organizzazione fissa, di un tenore fisso, che due come si è regionato proprio di appartenenza a un gruppo, no? Sì. Che travagliato in questa direzione, però su confronto che so altro lo fai da sempre. Certo.
Ma vinta su cantare, che Leonardo cantato e spari si chinatteros, ti capita da? Cioè, si nos capita una die de narrere de hacker un canto che natera gente, andiamo a cambar mister guys. Noi scantammo in tutto, addirittura è capitato e capitata. E si a tornare a capitare, lo di a tornare per affacere, chi a su concordo mancato una volta, e noi muti ti andammo e andammo su meta volentieri a sostituire la voce. Quando capita di cantare in palco deve essere una serata che era onorata. Bene, tu sei scontra magari queria regionare a zico delle cantones che si cantano e tu esa poesia la sighi. Io mi piace. Cioè, non è che sono un lettore assiduo, però la poesia in intesa, la poesia in palco. Poesia che cantate, no? La poesia che cantate che su tenore. Certo. Ite cantones, questo tenore Osana, ite cantones severa de cantare sa sparaula, le poesias. Ma le poesie sono basate sempre, in linea di massima si basano sempre in amore, si può narrare. Sono poesie tradizionali. Sono poesie tradizionali che si piccano de poetas importanti, che non spiega che poi deve ritornare a su modo di narrare a su canto, deve tornare su ballo. Se una poesia è bella e a su ballo non vi torna, tanto si cambia, cioè tentiamo sempre intanto di scambiare, che un tenore secondo me la poesia la deve sempre scambiare, non deve cantare sempre la stessa cosa. Che prima secondo me ne sacchiano questo sballo, che si cantaiti e si cantano più o meno sempre le stesse canzoni, sempre le stesse poesie. Questo è, per esempio, se la gente impara sa poesia e scurtendo un cantatore, no? Che innanzi non fin tutto che le ziane. Quando si torniamo a 50 secoli su tempo, una parte della poesia veniva connota direttamente cantata. Vedi finza l'analfabetismo, no? Come tutti siamo andati a scuola, poi noi se ne pare quasi una faula, no? Che sul mondo poteva essere commenti invece di questo stato. E tanto un montone di poesia in Sardegna si è diffusa in tutta la Sardegna, connota dai tutti, proprio per su tenore. Cioè su tenore, cantando queste poesie, la ha fatta sconoscere a un montone di gente. Quindi prima magari il vero che cantavano sardese ripetiano su che hanno inteso che le poesie conoscevano cussa. Come questo fatto è io la zappo importantemente, questo che ha sanato, cioè che un tenore deve essere finza deve proporre finza poesia al noasa. Certo. E sa che ostra in questo rispondete? No, questo è abbastanza, andiamo bine le piaghe la proponere, se la si studia, tanto la riuca, la rivediamo, proviamo a cantare, sono... La regionate spuro, che le separare? Sì. Poi ripeto, certe poesie a bordo non arreonamo, questa in chi su dillo non vi torna, che su ballo brinco, tanto si porta magari a cantare che su ballo brinco. Poi può essere più spacco monotono, per chi deve essere una cosa in più di giocare a prove e di hackere a prove. Come una cosa che noi manco si deve precontare, però è scusto su tenore tu, no? Come lo possiamo classificare in intro del modo di cantare di Orosei? Prusu tradizionale a sa moda del solbezzo, uno tenore prusu moderno, tenore più stancato, più aperto, chi si intende più scusto. E ti idea dal fatto tu è paragonato a Sosatteros? Come ti stile de cantico? Io a su tenore che canto io ho sempre nato che dobbiamo sempre tentare di cantare canto, cioè a sa maniera che a noi hanno imparato. Però cantando, come un anno prima che Sosannos e con la Sosannos pare che sanno moda scambiano. Quando ha penteso una registrazione atta magari che in 20 anni fa e quasi ha parlato, ma che stiamo andando? Abbiamo cambiato totalmente. Si è cambiato totalmente sul modo di cantare, le parole, lo scorfo. Che a volte tu pensi, ma hanno cantato lui che oggi queríano cantare lui, oppure hanno cantato lui in questo brano che veramente si canta lui. È difficile da sentire questa cosa. Difficile, poi vado una cosa. È difficile da sentire perché lo hackete, andiamo
per un tenore così che ti ha queste prove è molto difficile da comprendere. È difficile vinzas casar registrazioni che tenimmo del suo passato son pagas e las tenimmo da un certo momento isusu innanti il in cui non dischimmus e su tenore di sicuro sa generazione prulbezza de guda adesso anni 60 mancari che agattammo registrazione soschi bifini sosanno il 40, sosanno il 30, sosanno il 20 fin differente spuro compreso su tenore essendo cosa via fatta da esa gente, fatta a urigra, a gusto, a sentimento, a passione, a confronto, no? Sono chissatteru, scambiato. Giudicare da una registrazione, due registrazioni è difficilissimo mettere nel reione, difficile barrare in un surco, in una cosa. Io penso che su chi sezzi il facente voi si commette tenore osana mattero tu sosatteri sono rosei sia ad una camminera moderna però ben irraghinata in sa tradizione, no? Sì, beh, certo, no. Non si può scambiare in giro di un anno, 2 anni, tu non puoi cantare diversamente, cioè, non si deve intendere differenza in pocos anni. Che cosa che io in altri tenori ho inteso, non allego del tenore di Rosei, ovviamente. Però in altri tenori io differenza di amigos e di gruppi diversi, io le ho intese. Tenori che cantaini 6 o 7 anni fa, che magari sono stessi componenti, e si intende questa differenza. Cambiato un modo di cantare, magari è scambiato una persona, magari è scambiato un componente e via. È interessante. In che su chi mi piace da mie, è scusso che quando canta da uno tenore di Rosei o uno concordo de Greia pure di Rosei, da esa prima pesata de oche o a su primo corfu de tenore, tu distinguesi diretto Rosei. Cioè, uno de fora, a me visto da fora, che lo distingue diretto, a Savine vinza saccando ad abbarrare gusto, cioè io penso che siamo si sa camminerona, no? Io ho notato per chi a qualche loco siamo andati a cantare, ho notato che abortano come vini in esa serata, che magari no, che namo e non che ponimmo un zio che su canto suo e tutto. Su tenore di Rosei sono in pacos che lo cantano, come noi denari potremmo usare, che io che abbiamo un urunese, che abbiamo un orgolese, che abbiamo una bonnese. Io sono pacos tenore, forse nuda, sono tenore che ho inteso de ora a che un canto di Rosei. Forse è proprio magari più difficile adesso altri, o più difficile di copiare o di... Uno che su tenore di Rosei magari potete imparare enes o scorfol, no? E quando entrare, quando non entrare, che uno è buona su rigra, già che l'impara. Però va particolare se de trimbu de salboches, no? De modo di giocare salboches, e che passaggero so minimo, no? Che sono imparato magari in anno, non disco e scurtende proprio sutta, no? Bisogna indonzi logo, attenzione. Bisogna indonzi logo. Però in Rosei è difficile a lo fare. Cioè si intende che finza si gente de fora pone su un in mezzo, finza su una contra de fora, no? Che pone di fatto, eccetera. Si intende che sono non bidorrada. Beste finza salimba, che liga da me da esas cose. Però forse il best indonzida e quando istruchimmo sosattero al giasilade che... sicuramente. A su quinto pochino non ha da essere. Un bel maino. Va bene, Stefano. Saluta a frate stuos intanto e narabile de si pone a cantare a tutto canto de barrare in intro de su mondo de su tenore che ha bisogno de impegno de tutto noi. Andrà bene. Grazie. Has ascoltato Modas, sas bogues de sos cantadores a tenore, su podcast de su progetto Modas. Intervistas de Bustiano Pilosu. Produzione esecutiva de Diego Pani. Registrazione audio de Bustiano Pilosu e Gigi Oliva. Editing e mixaggio de Roberto Macis. Sigla è presentata de sas puntadas de Diego Pani. Sa sigla è su ballo dorrao de Fonne, cantato dai su concordo su connotto. Su podcast de Modas est un trabalho de SISRE, Istituto Superiore Regionale Etnografico de Sardegna.